Federico Crepaldi, 38 gol nella stagione, prima stagione storica dell'Antenor che si conclude con la promozione in Serie C2. Dai, ti sei divertito quest'anno? Sì, ci siamo divertiti tutti e speriamo di aver fatto divertire soprattutto la gente che è venuta a vedere, come avete visto anche oggi, pienone alla Gozzano. Io continuo a dire probabilmente le stesse cose, io penso che in Serie D non si sia mai visto niente del genere. Senti, ma avevate costruito una squadra per vincere, ma vi aspettavate di dominare così tanto? Allora, noi comunque ci siamo iscritti a questo campionato senza sapere quello che avremmo trovato, e è chiaro che comunque eravamo forti del fatto che avevamo una squadra costruita con alcuni giocatori di esperienza, alcuni giovani solidi e comunque molto, molto validi. Però comunque la stagione è lunga, abbiamo trovato, come avete detto probabilmente anche voi in telecronaca, una squadra che ha fatto praticamente il nostro stesso percorso e con cui ce la giocheremo anche l'ultima per capire chi dei due sarà primo, chi secondo, o se dovremo fare uno spareggio. Nel frattempo abbiamo perso tante persone perché Giovanni, lo salutiamo, si è operato oggi al ginocchio crociato, e Elia Zecchinato, giovanissimo, che comunque dava tanto dal punto di vista offensivo, anche lui ginocchio lesionato. Lorenzo Polisi, problema al ginocchio. Io adesso ho un fastidio muscolare, però ormai non servo più a niente. Mai sei vecchio. Esatto, e quindi siamo arrivati arrancando anche col buon Rodriguez con le sue 40 banane e rotte. Ma quindi puoi annunciare il ritiro dopo la promozione in Serie C2, no? Annuncio quella di Rodriguez. Ok, il ritiro di Rodriguez, Crepaldi invece continua per trascinare la squadra anche in Serie C2. Io spero di dare il mio contributo anche l'anno prossimo in C2, certo. Adesso dobbiamo lavorare sicuramente per fare qualche modifica all'organico, ci vorrà qualche giocatore, qualche innesto, confermiamo tutta la squadra perché siamo in 8, siamo rimasti in pochi. Quindi sì, adesso ci godiamo il momento. Due cose veloci, una dedica, la prima che ti viene in mente? La dedica la teniamo, lasciamo perdere. La seconda invece, dove li porti tutti questi ragazzini a festeggiare stanotte? Lasciamo perdere anche questo. E lasciamo perdere tutto, complimenti.